Con la pioggia diversi disagi si registrano nella città di Favara. La zona che maggiormente sembra accusare il maltempo è via Agrigento. Da lì riceviamo sempre tantissimi messaggi e lamentele. La trafficata strada, ogni qualvolta piove, si trasforma in un fiume in piena. Lo testimoniano queste immagini che la signora Angela ci ha inoltrato attraverso il nostro numero WhatsApp 320 80 18 463. Visibile l'acqua abbondante scendere con una certa insistenza nella parte bassa di via Agrigento, direzione Itria, creando notevoli disagi a chi risiede proprio in quella parte della via. Proprio da lì ci arriva un'altra segnalazione. La signora Mariella Sgarito, che abita proprio all'inizio di via Agrigento, nei pressi dell'Itria, ci parla della sua disperazione. Non so più a quale santo rivolgermi, ci scrive. Ogni volta che piove nella mia strada e dentro al mio magazzino entra acqua, melma e altro. La signora ci dice che ha fatto notevoli reclami sia al comune sia a Girgenti Acque, ma nessuno sembra averle dato una risposta concreta. Dal comune si sente dire che non hanno soldi per pulire le caditoie, ma a sentir parlare l'assessore Bennica ed il sindaco Alba, ci dice la signora Mariella, con la differenziata sono entrati molti soldi, perché non li usano per pulire le caditoie? La signora abitante al civico numero 8 specifica che il suo pozzetto è libero e che invece la fogna centrale è otturata. Dai sopralluoghi già effettuati, ci dice ancora la signora Sgarito, dicono che tocca sia al comune che a Girgenti Acque. Ma nell'aspettare che qualcuno faccia qualcosa, conclude, a noi entra tutta la sporcizia in casa. Intanto la signora ci mostra delle foto interne alla sua casa dove sono ben visibili segni di infiltrazione d'acqua. Secondo quanto sostenuto dall'abitante di via Agrigento, l'acqua entra da sotto i mattoni e dalla sua doccia. È chiaro che serve un immediato e tempestivo intervento di chi di competenza. Non è ammissibile che gente si trovi a dover fronteggiare anche questi problemi per negligenza di altri. Immediata la risposta da parte di Girgenti Acque. Le caditoie non sono di nostra competenza, siamo stati già sul posto e non risultano problemi sulla fognatura.